E che di... Che bello che c'è la gente più vicina a noi. Sì, bello, mi piace. Comunque, vi è piaciuto il film? Sì, no, Sì, forse. no, forse. Vuoi essere la mia fidanzata? Sì, no. Tipo una Tipo, cosa così tipo, proprio veloce. tipo, ci ripensano. Ci ripenso. Marghe non è contenta, Ma di cosa? ma è traumatizzata. È tosto, Possiamo dirlo. l'avete trovato tosto? Possiamo dirlo e questa volta lo possiamo dire per davvero. Durante la visione. Ho una battuta per sciogliere il ghiaccio. Bello, ma non ci vivrei. Grazie. Come Venezia. Vi è piaciuto quindi? Azzeccato. Dai, Tosto o non tosto? Leggero, divertente. Boh, raga, per me sì, quindi... Perché dipende da che punto di vista poi va guardato. Io l'ho osservato secondo un punto di vista della leggerezza, perché poi possiamo dire che è dentro alla rassegna della leggerezza, cioè uno dice che cazzo ci metti City of God a fare, porca... Miseria. È... Ho una teoria. Cioè, cioè, non lo so, non è una rassegna... oh, giusto, non è una rassegna sulla leggerezza, ma è una rassegna a Marcord per noi, secondo me. Tipo per te, per me. Perché questi sono tutti film ai quali rivediamo con un occhio, capito? Che ti scende la lacrimuccia, tipo. Sì. Perché non so quando hai visto te questo film nella tua vita, però per me... Io l'ho visto quando è uscito. Te l'hai visto quando è uscito davvero? No, tipo un anno dopo, credo. Damn. Ma Ora parliamo anche di questo. Musica, tra l'altro. No, questo, come i Tenenbaum, è stato, lo dicevo prima a loro, è stato proprio uno dei film super d'impatto per me. Però a chi gliene frega di questa cosa, effettivamente a nessuno. Però, dico solo che anche Gabri diceva con i Grande Lebowski che era un film che l'ha svezzato, ha detto l'ultima volta, no? Che l'ha legato a qualcun altro, Se a volete ripeto qualcosa. l'aneddoto, ma non penso. Cosa? Se volete ripeto l'aneddoto. Ma proprio un minuto e 20, perché non c'era la scorsa volta, abbiamo visto il Grande Lebowski, film che ha svezzato. Perché le Bonski. No, ho errato, che ha, che ha battezzato al cinema Gabri, ma soprattutto ha battezzato, sposato. Sì, allora nel 2017, quando stavo insieme ad una mia ex, che salutiamo. E che anche qui... No, non è qui. E- Sorpresa! No, Maria, io esco. E un mio amico si era fatto prete del dudaismo, cioè della religione del film del Grande Lebowski, e quel mio amico ci ha sposato, perché lui poteva ufficiare ufficialmente secondo... Sì, è un sito, praticamente tu metti la mail, metti i tuoi dati anagrafici e ti mandano un attestato dalla chiesa degli ultimi giorni del Dude, si chiama, e ti sei un prete, cioè... E praticamente quindi io mi ha sposato con questa, però in realtà poi non ci ha mai divorziato, quindi ufficialmente, vabbè, sì. Io sono Questo piccolo sposato. flash dell'ultima volta. No, e dicevo, magari più che una rassegna sulla leggerezza, è un film che rievoca la leggerezza. Quando avete visto questi film, magari... anche secondo me. Comunque è una rassegna sulla nostalgia, secondo me è una rassegna su... Cioè, secondo me, almeno il core di questo film, scusate, scusate, penso solo a fare i soldi. Il core di questo film, almeno per me, è proprio la scena, la sequenza di loro nella spiaggia. Che sono tutti molto giovani, è tutto molto... È una rivisitazione un po' in chiave giovanile sudamericano di un gangster movie, però c'è dell'altro e è proprio l'altro che almeno a me fa pensare a questa cosa, fa pensare a questa rassegna, a questa tematica. Quindi, perché poi comunque tratta temi
tosti e anche in modi abbastanza bruschi, però secondo me cioè, sono bravi a lanciare delle puntine, però non calcando troppo la mano. Quindi sì, è tosto da vedere, ma perché ci sono dei criminali, succedono delle cose brutte che condanniamo, ovviamente, però non si va mai a fondo, perché c'è anche tantissima roba, tantissima carne al fuoco, tantissimi personaggi, e quello che li lega in realtà è una cosa bella. Cioè, il narratore, quindi, chiaro, non è i Tenenbaum, però No, sì. però poi posso fare un inciso su una cosa che in realtà, e poi lasciamo la parola loro perché porca troia, basta, stiamo parlando troppo. No, un inciso che non abbiamo mai fatto perché il giorno 1 che è iniziata questa rassegna io mi sono rifiutata di leggere, di leggere come si chiama? L'introduzione alla rassegna, ok? Quindi vabbè, voi l'avrete letta dai social se vi siete letti, se leggete i mallopponi che scriviamo, però per chi non l'avesse letto, noi stiamo sempre qua a parlare su quanto è inerente o no questo film a questa rassegna, ma non avevamo mai spiegato il perché di After Eight, mai spiegato il perché di questa rassegna perché mi sono rifiutata di leggere, in realtà, sostanzialmente. Che cazzo è After Eight? Per chi se lo fosse perso, per chi non avesse letto, comunque c'è scritto anche in entrata, per chi lo volesse leggere c'è nei social, che poi Instagram, cioè oddio, anche Facebook se volete, sareste il 24esimo follower. E... No, 54esimo. spezzo una lancia a favore di Facebook perché Grazie. è una miniera di perle nascoste. Possiamo dire- Non perché la curi io, ragazzi. Lo cioè, non- capiranno, lo capiranno. Assolutamente no, però un post al mese. Vabbè, uno prova. Scusate. No, e niente, e sostanzialmente After Eight è una rassegna che io ho sempre poi nei dibattiti detto, leggerezza, però non è una rassegna sulla leggerezza, cioè è una rassegna che in realtà non ha un vero tema, cioè che il tema è una serie di sensazioni che riportano anche alla leggerezza, cioè all'infanzia, al ricordo, alla freschezza, alla spensieratezza forse, no? Comunque in realtà una serie di connessioni che si fanno su una serie di sensazioni diverse, tipo, cioè, non so, tuffarsi su una piscina con l'acqua fredda, tuffarsi a bomba. Io lo collego magari tantissimo con i temporali estivi e lo collego, non lo so, con i calzini colorati, quelle sedie lì, cioè una serie di cose che non sono solo infanzia per forza, è anche sentirsi bambini sicuramente, è un po' il ricordo, un po' l'estate, un po' il caldo, boh. Quindi in realtà questo è il tema, che non è un tema, però è un casino. E quindi non è che il film per forza doveva essere leggero. Cioè, poi c'è chi ha avuto delle infanzie bruttissime. Quindi magari il film era leggero. Quindi magari, capito? No. Anche il padrino allora è leggero. E io l'ho collegato, cioè tutti l'abbiamo collegato, perché comunque anche se ha dei temi molto tosti, c'è comunque una parentesi o comunque un'area che gira attorno a tutto questo mondo sul fatto che comunque loro sono molto piccoli, sul fatto che alla fine anche, non mi ricordo mai come si dice, camarera, avete capito? E lui comunque c'è bandito numero 1 eccetera eccetera e poi alla fine si innamora e vuole solo la gnagna. No, cancella Luca. È tardi. È già nell'etere. È già. Che ci sta. No, comunque c'è questo trio tenerezza che in realtà muore, come dire, cioè si scioglie, ognuno prende strade diverse, poi c'è anche, non lo so, il fratello che ride mentre l'altro viene sgridato per una cosa serissima poi, capito? Strabelle quelle scene. Cioè viene sgridato perché ha ammazzato delle persone, cioè ha fatto una cosa oscena
ed è giovanissimo, e c'è suo fratello di fianco che però, dato che viene sgridato, viene schiaffeggiato dal padre, che anche là ovviamente Gen Z aborra ogni tipo di violenza, ma abbiamo capito che eravamo in contesti comunque in cui tutta questa situazione sembrava, cioè è molto normalizzata, no? Cioè a me non dava fastidio lo schiaffo del padre, vabbè, poi considerando che questo aveva ammazzato delle persone, però considerando il contesto in cui mi si viene catapultata questa immagine in faccia, non è lo schiaffo del padre che mi dava fastidio, sono molto più forti le morti nel bordello. In termini di paragone c'è ben Cioè, peggiore, penso. capito? E c'è il fratello di fianco in mutande, no? Che se la ride. Poi ci sono i panni stesi, che vabbè, per chi avesse visto le grafiche, sono un grande... No, una serie di cose che comunque richiama anche le scene in riva al mare. A me ricordano molto anche loro che giocano a calcio, che giocano quante volte palleggia. Si vede che hai fatto calcio anche te da giovane, sai benissimo. Come si dice? Come si dice? I palleggi però non è un gioco. Cioè, Ma è tipo lui sta palleggiando. si passano la palla. Sì, perché volevo dire stanno giocando a calcio. Cosa ho detto? Stanno giocando e poi ho detto subito palleggia. Cioè, uno palleggia e tipo tutti lo stavano guardando, tipo, più o meno. Sì, ma contavano sostanzialmente fino a che non gli cadesse la palla. Finché non li ha sparati. Finché non hanno sparato un pallone, tipo. Totale. Vabbè, quindi la leggerezza per me stava in questo. Anche forse nella naturalezza in cui vivevano questa cosa, no? Beh, forse Cioè- la scena in spiaggia. E poi Cioè anche il che- futuro. Che è proprio localizzata nel film. Oh, scusa. La scena in spiaggia. Cioè, le scene ma in realtà sono in una parte di film, poi non ci sono più le scene in spiaggia. Che è quando. Lo ripeto, ma ho problemi con i nomi, non so come si chiami. Comunque il fotografo comincia ad appassionarsi alla fotografia. Ok. Raga, io ho fatto una fatica con i nomi di questo film, è tipo il mio film preferito. Non ce la faccio, cioè mi dispiace, non ce la faccio. No, anch'io. Cioè, quella scena in spiaggia è bellissima, secondo me. È manifesto della leggerezza, se uno vuole trovare leggerezza in questo film. Perché, cioè, oltre al fatto che lui lui scappa dalla ragazza con cui è per prenderle una canna da fumare assieme, per poi non tornare. Cioè, solo quello è fantastico. Però a me è piaciuto il fatto che, cioè, lui che si avvicina a lei, no, che vuole corteggiarla, che vuole stare assieme a lei che però inizialmente pare non ci stia, poi ci sta forse e dopo non ci starà più. A me è piaciuto quella scena lì perché, ma l'idea di spiaggia in generale che c'era tra i due, perché proprio è rimasta come ogni ricordo unico. Cioè non si è ripetuto poi in altri momenti del film, è rimasto lì e poi noi ne parliamo adesso, però non ci sono state altre scene. È girata in modo diverso. No, è solo ok. appunto. Cioè, puoi pure ripeterlo se vuoi, non mi offendo. No, che... Mi puoi pure rubare questo. No, carta canta. È girata in maniera diversa. È confezionata. Sì, no, ma anche perché... Sei vabbè, proprio venuto fuori tu con questa considerazione, accidenti, non l'ha detto nessun non altro. è stato un input autoindotto. Beh, è vero, comunque il film con un montaggio super frenetico, cioè, dicevo prima che non ti annoia mai, ti tiene sempre, no, incollato, però quella scena lì è proprio da mare, distesa, con altri... quasi un altro cinema, quasi più disteso, più lento. Però giustamente adesso sentiamo voi e... Vai, scusa, vai. Commento come semplice spettatore, perché il film l'ho visto tantissimo tempo fa, veramente tanto tempo fa, e per un motivo molto futile. In realtà Gue Pequeno una volta ha rilasciato un'intervista su MTV dove ha detto di aver preso il spunto per il nome da rapper direttamente da questo film, ovviamente da Ze Pequeno, e da lì ho scoperto il film e me lo sono guardato. Comunque, riguardo proprio alle sensazioni di nostalgia, di quella sensazione di lontananza. Sì, ma l'ho sentita perché mi ricorda un po' tutto il film L'infanzia a Rossano Veneto. Cioè, è proprio una cosa... La favela. La Provence. No, e poi tutto quel tema della vendetta, il circolo vizioso in cui ti butti in mezzo, no? Dalla violenza nasce la violenza, i bambini che corrono per la strada e sparano al vecchio, cioè una cosa... C'è qualcuno di Rossano qua in sala che può... No, bello. Sì, tanto. A me è piaciuto. Domanda esplorativa, anche questa originale, non mia. Quanti è che hanno visto questo film stasera per la prima volta?
Bello, sono molto contenta, sono molto contenta. Posso dire. Questo gasa, questo gasa, questo gasa. Gasa e carica. Io sono fan di Gue comunque, posso dirlo tranquillamente. Io non più. Vabbè, io... Passiamo la parola. Passiamo a contenuti più ciotti culturalmente. Oggi non leggiamo il commento, perché è brutto. Io. Leggetevelo a casa, fatevi una risata, non lo leggiamo, è molto brutto, è scritto molto male, non mi va. E io cioè la prossima volta che dirò, se avessi letto il commento avrei... Totale, vabbè, comunque. E diteci una cosa a caldo, non voglio fare domande. Io sì. No, aspetta, vediamo se esce una cosa a caldo. Impressioni, tipo non lo so. Allora, intanto avevo indovinato il rebus da una sola emoji. Un attimo. Allora, non per tirarmela, ma l'ho indovinato dalla bandiera del Brasile, perché ho pensato o Central do Brasil o è quello migliore. Brasiliano, per cui vale la pena. Ecco. Sì, sì. Ti sei avvicinato. E... C'è anche Natale. E come si dice, a me è piaciuto parecchio perché mi piace questo contrasto che c'è tra il protagonista, narratore, che vuole diventare fotografo e fa una fatica immane a diventarlo, mentre l'altro che vuole diventare Pequeno, che vuole diventare criminale, ci mette 5 minuti, proprio questo contrasto qua. E anche il fatto che la violenza genera altra violenza, cioè che non si risolve niente ammazzandosi a vicenda. E è una rappresentazione del Brasile molto interessante che credo l'abbia vista anche mia cugina quando c'è andata là e mi aveva descritto che lei è proprio andata nelle favelas e mi farò raccontare se ha visto per caso alcuni di questi. E allora, ho pensato a il montaggio che ti dicevo prima, che è frenetico, sì, ma è frenetico in maniera giusta, non era come quello di Baz Luhrmann su Il Grande Gatsby, che erano seduti a tavola e staccava ogni 2 secondi. Qua ovviamente c'è una sparatoria, c'è una partita di calcio, c'è un inseguimento, però quando c'è la scena in spiaggia è tranquillo. Poi mi è piaciuto come l'umanizzazione dei personaggi. Zé Pequeno è umano anche lui come il protagonista a un certo punto si rende conto che è solo che il protagonista quando la ragazza lo molla, io mi sono incazzato un pochino, ma chi se ne frega, ognuno reagisce come vuole, e lui fa il DJ alla festa dell'amico, l'altro invece cerca di invitare una ragazza e lì veramente mi sono sentito molto dispiaciuto per Zé Pequeno, anche se è un assassino, anche se è un narcotrafficante, anche se è tutto quello che volete di male in questo mondo. Sì, l'ho compatito e mi è dispiaciuto per lui. Perché in quel momento, e se ne è reso conto anche lui, era una persona sola. E penso che questo film parli appunto della solitudine e di quanto sia importante avere degli amici, quindi il vero significato della vita, no, la vera City of God sono gli amici che ci siamo fatti lungo il cammino. Sì, sì. Sì, che esiste, è reale. Allora, a me il film è piaciuto molto, è la prima volta che lo vedevo e sono d'accordo con più o meno tutto quello che è stato detto fino adesso, ma in particolare, non lo so, una cosa che per me è stata interessante è il modo in cui hanno trattato la scena di stupro. Secondo me delle volte, soprattutto adesso no, cioè magari in alcune produzioni recenti si sta andando verso altre direzioni, però spesso le scene di stupro magari sono diventano un po' fetish, c'è questo senso di voler mostrare tutto, diciamo, e non lo so,
spesso io guardando un film mi chiedo che senso ha mostrare una scena, il modo in cui un po' leggo i film, non sempre ma spesso, e spesso trovo del fetish nel modo in cui delle scene di stupro sono gestite, quando invece secondo me qui hanno portato bene, diciamo in primo piano il dolore e recitare quella scena semplicemente con i rumori e dei tagli, e secondo me è una cosa che ho apprezzato, ecco. Grazie. No, io volevo dire, riguardo al discorso di prima, sì, anche io sono d'accordo abbastanza con tutte le considerazioni fatte finora. E no, sulla cosa di prima comunque che dicevi tu, cioè come dire, dell'attinenza del film rispetto alla tematica della rassegna, diciamo così, io in realtà sono appunto abbastanza d'accordo nel vedere sì, un legame, cioè capisco insomma abbastanza bene perché questo film è all'interno di questa rassegna. Effettivamente, vabbè, anche, cioè effettivamente l'esempio altro che avrei sarebbe il film che però c'è la prossima settimana, quindi non posso dire che film è, però cioè, c'è questa comunque, esatto, però sì, infatti, però diciamo che dico solo questo, che effettivamente una cosa che è abbastanza interessante da vedere in film come questi è diciamo il potere non solo dell'infanzia effettivamente, ma anche diciamo comunque dell'adolescenza, della gioventù, potremmo dire in generale, come mantenga un certo tipo di appunto aspirazioni, un certo tipo di appunto desiderio di fuga anche positivo dal contesto in cui ti trovi quando è un contesto molto difficile. E secondo me in questo caso cioè il contesto è mostrato effettivamente in tutta la sua difficoltà, in tutta la sua cruenza, e effettivamente ciò che diciamo così in alcuni momenti, no, della trama sembra salvare Buscapè in particolare, che è il protagonista, sono queste aspirazioni invece, cioè, se vogliamo, in un certo senso tipicamente adolescenziali, che non hanno a che fare col contesto in cui si trova, cioè diventare un fotografo e perdere la verginità, appunto andare a letto con una ragazza, che sembra essere diciamo, questo desiderio che lo mantiene in qualche modo così ancora ancorato a qualche possibilità piacevole, diciamo così, o bella, in un mondo in cui effettivamente è abbastanza difficile trovarne. Poi sono d'accordo con quello che ha detto lui, che effettivamente sia bello, cioè vedere come, diciamo, anche i personaggi più negativi, come appunto Zeppechino, a parte la fine che fa, che anche quella, diciamo, pur essendo lui un personaggio generalmente negativo, è molto tragica comunque. Si mostra appunto, vabbè, la corruzione della polizia e poi sì, la spietatezza con cui appunto, diciamo, così, cane mangia cane, ecco, se vogliamo dire così. E, però appunto anche la scena del ballo, anche secondo me, diciamo, molto bella, anche la scena della spiaggia, sì, cioè si mostra come effettivamente ci sia questa, come dire, questo potenziale anche molto estetico, proprio di momenti molto belli all'interno di una vita che in generale invece è molto, diciamo, problematica, molto violenta. Ecco, quindi sì, anche io l'ho visto oggi per la prima volta, anche a me è piaciuto molto e sì, basta, questo. Una cosa che ha detto Francesco prima, allora ci siamo dimenticati di fare il ciak all'inizio, serviva il ciak all'inizio, chiedo, non so se... Vabbè, dopo il primo quarto d'ora è partito. Uno, che anch'io sarei morto dentro se mi fosse capitato la stessa cosa del protagonista, che la ragazza va con... vabbè. E la seconda cosa che anche a me ha colpito tanto mentre guardavo il film, come dicevi tu, un po' l'ideale estetico, che c'è la bellezza, anche... Cioè, la scena del ballo è quasi... In molti film, diciamolo pure, un cliché magari da inserire, però qui a me è piaciuto tanto perché Zeppechegno, unico personaggio di cui ricordo il nome, chissà perché, vedi che non ha le grammatiche della vita sociale, perché viene detto anche nel film che il suo braccio destro, la sua spalla, e anche qui il nome non lo ricordo, mi scuserete, e invece lui è molto disinvolto, conosce bene le dinamiche per stare, infatti anche verso la fine si diceva che Zeppechino aveva perso il suo uomo migliore, non che appunto la sua spalla in affari, però se lui da una parte è
talmente disinvolto, conosce così tanto i codici sociali da invitare alla festa gente che viene da contesti totalmente diversi, la banda, quelli della spiaggia, i criminali, chiunque. Invece il Zé Pequeno, quando prova a invitare una ragazza a ballare, non è incapace a farlo, però non gestisce minimamente le emozioni che prova, contrastanti, quando lei lo rifiuta. E questo in realtà è l'unica volta forse nel film dove c'è un'interazione che lui prova a fare con qualcuno che non sia della sua cerchia. L'altro caso è quando, Beh. quando stupra, sì, quando chiede alla moglie di Galigna, alla ragazza di Galigna, sì, direi. Ah, scusa. No, Sì. solo per, non, cioè, non volevo interromperti, era solo No, per no, dire, però è forse vero, l'unico cioè- altro caso è proprio l'altro Sì. che riguarda una ragazza in cui poi lui finisce per violentarla. Esatto, ecco. che è ancora peggio, cioè è lui che proprio soverchia l'altra persona, mentre qui siamo ancora in uno stadio, diciamo, abbastanza iniziale. No, beh, quella scena, come dicevi tu, è potentissima, cioè, anche perché si vede, non si vede, però, cioè, io l'ho sentita tutta quella. Secondo me scusami, hai ragione. Secondo me il sentire è stato veramente una cosa, perché ti immagini tutto nella tua testa e non c'è limite, diciamo, Che è nella ancora tua peggio testa. forse Esatto. di vedere. No, Sì. è vero, e a me questo aveva colpito tanto, perché anche la scena del ballo, così come quella della spiaggia, alla fine è soltanto una, non è che si ripete altre volte, però basta quella, cioè dice molto più che averla fatta vedere molte altre volte. E questo mi è piaciuto. Vai. Domanda, prima rivolta ad Andrea Piccini, poi rivolta a tutti. Preferiresti avere Zé Pequeno come amico o come nemico? E io ti dico, che differenza c'è? Cioè, La domanda era rivolta a tutti, era aperta. cioè. Io ho risposto. Fortunatamente abbiamo un altro microfono che sta girando. Guardate Gabriele, le movenze del suo braccio. A questo punto, grandissima cazzata. A me questo film ricorda molto una classe delle medie, ma nel senso, adesso giustifico, cioè, l'affermazione, perché a San Giacomo era come una favela, solo un pochettino più bella esteticamente. No, più che altro perché io sono rimasto molto colpito dalla scena in cui uno dei bambini voleva essere reclutato nella banda di Zé Pequeno, che sottolinea il fatto che lui è un uomo perché pippa, fuma canne, uccide e ruba. Fondamentalmente, secondo me, è una storia di ragazzini, perché come si può vedere, c'è quello che è più grande, perché magari c'è quello che ha i baffi, c'è quello che è grande, effettivamente d'età, c'è il ragazzino, però fondamentalmente fanno tutte le stesse azioni, consci solo del fatto che sanno fare solo quello, perché dopo c'è quello che ha il talento, è più propenso per essere un playboy, quello che è più propenso a livello, come posso dire, organizzativo, che è capace di gestire una banda, quello che invece ha più il sangue freddo, ma fondamentalmente sono solo dei ragazzini che hanno questi doni arrivati dalla nascita ma non hanno avuto modo di sviluppare alcun tipo di comportamento umano, perché fondamentalmente sono un po' inquadrati come una classe alle medie, perché alla fine una volta che si passa alle superiori si cresce, una persona matura, si sviluppa in linea di massima e si inizia a vedere una differenza un po' più sostanziale costruita, mentre invece in età più giovane si ha un po' l'immagine, tra virgolette, o l'immagine che può aver dato un genitore o l'esempio principale o il modello guida che si è preso, ma non si è ancora del tutto sviluppati, ed effettivamente questi sono tutti avvenimenti, tutte situazioni che però hanno quel che di immaturo, come un po' dei ragazzini, un po' come Il Signore delle Mosche, non so se magari avete presente il film, che sono dei ragazzini persi su un'isola deserta che cercano di sopravvivere. Difatti l'unico esempio, perdonatemi ma mi sfugge il nome l'uomo a cui hanno stuprato la moglie, la fidanzata, ecco Galigna, grazie, che effettivamente lui è l'unico adulto, ma perché? Perché effettivamente è cresciuto, ha lavorato, ha servito nell'esercito e nonostante tutto perde questa sua, cioè lui ha perso l'umanità avendola prima, mentre invece i ragazzini non l'hanno avuta di principio, quindi lì si vede per assurdo nel fatto che per esempio si ferma su un cadavere a chiudergli gli occhi, a fare le esequie, come invece per esempio mostra una forma di debolezza che vuole tornare indietro a salvare un ragazzino, quando alla fine è anche come dire, la fine che fa, che se non avesse avuto quell'attimo di pietà magari fosse scappato subito e pace, cioè non ci lasciava le penne, come nella professionalità con cui uccideva, perché
datemi dello psicopatico, però tutti sparavano tenendo le armi male, lui era l'unico che sparava il fucile tenendolo bene. Cioè, l'ho proprio notato che aveva una professionalità che solo un esperto. È un dettaglio, una cazzata, però sono rimasto colpito perché cioè, normalmente in un film d'azione ci sono sempre persone competenti che usano bene le armi, qui invece ragazzini che giocavano alla guerra letteralmente, che si conquistavano le basi a vicenda. C'era tutto molto così crudo, ma allo stesso tempo insensato, non aveva alcun che di, tranne ovviamente per alcune cose che dopo colpiscono di più, come ha citato la ragazza, la scena di stupro, ma che in realtà, non per semplificarla, era sempre una voglia di un ragazzino viziato. Cioè, un ragazzino viziato si mette per terra al supermercato perché non gli compri il giocattolo, un uomo adulto, tra virgolette, non si approccia a una donna in maniera umana, ma la costringe a fare quello che vuole. Cioè, quello, sto parlando un po' tanto in realtà per una cazzata da qualche minuto, quindi niente, non va là. No, parlando di cazzate devo ancora dire la mia. Ecco. Ma è stata una mia impressione o c'era Timothy Chalamet in versione irlandese? Non era una cazzata, incredibile. Chiamata clamorosa questa. Unexpected però, ok. Lo facciamo entrare per dibattere con noi. Luca, non puntare la videocamera su di me, vai in entrata. L'unica morte per cui ero contento, cioè è No. morto, ho detto oh là, Vabbè, finalmente era ora. Appagato. Aveva un Testa di lieve merda, problema di basta, cocaina basta alla fine. non- Sì, il sosia, così mi stava sul cazzo. Come fai a essere così bianco in Brasile? Dai, non è possibile, sei ricco, è ovvio. Non so se questa parte va C'è solo un modo, tagliata. ti va bene. C'è un solo modo, no, c'è un solo modo. Ah, Ok, ok, famoso, ricco famoso. Timoteo Chalamet, tipo. Ci possiamo ricollegare ad un piccolo fun fact, diciamo, una piccola curiosità che dicevi sul tenere le armi, no? Che vedevi che non erano professionisti, e giro la parola a Carlo se vuole, cioè che no, gli attori non sono attori, o sbaglio? Sono morti veramente, quindi. Tipo. Il motivo per cui l'avremmo dovuto vedere in lingua originale. No, vabbè. Sì, è vero, sono non professionisti e sembra che il fatto come dire, di addestrarli per le riprese sia stato particolarmente lungo e difficile come processo, almeno così leggevo io. E forse si riflette anche sul fatto che debbano tenere le armi così, ma mi viene da dire che effettivamente un po' il contesto tutto fa sì che sì, non ci debba essere nessun presupposto di professionalità. Prendi un'arma e la usi con nessuna cognizione di causa, tanto è vero che sono molto d'accordo con lui, perché effettivamente nella sequenza in cui Zé Pequeno dà le armi ai ragazzini hai tutta la percezione che questi qui, cioè, giochino con quello che hanno sostanzialmente. Ecco, e la stessa fine di Zé Pequeno è da leggere in questa chiave qui, secondo me. Cioè, la morte è la situazione ordinaria all'interno di questo mondo di bambini, in qualche modo, per cui sono d'accordo, ecco, in qualche modo. Sì, esatto, proprio così, tipo ti do il libro ma sai leggere, no, tipo un po' questo. Questo dimostra che anche in quei contesti il curriculum è richiesto. Poco da fare. Fa più male, rima baciata o mazza chiudata, valla a sapere. Però cazzata, ha detto una cosa sottovoce che secondo me ha ragione, visto in lingua originale avrebbe fatto un altro effetto. Non per fare il minchione di nicchia che dice film in lingua originale, però il fatto che fossero, grazie, devo anche tenerlo, che fatica. Ecco, il fatto che erano tutte comparse, come dire, persone tirate su a caso dalla strada senza essere attori professionisti, probabilmente avrebbe avuto quella connotazione in più che magari non avremmo colto comunque non parlando, non essendo nativi portoghesi, però sarebbe stato figo. Fatelo vedere domani. No, ti rispondo io perché in realtà è stata una scelta dell'ultimo minuto che è partita da me, però poi è stata vagliata. Li ho chiamati perché sono d'accordo effettivamente, cioè ovviamente il film in lingua originale è meglio, con questo tipo di film è meglio, però non lo so, cioè io non ho neanche idea del numero di piani che ci siano in questo film, cioè vorrei anche saperlo perché è un numero spropositatamente alto e
il montaggio è folle, cioè secondo me è un montaggio folle e le inquadrature sono folli, i movimenti sono folli, non ci ricordiamo i nomi dei personaggi e succedono tantissime cose. La narrazione è intrecciata e io non lo so con dei sottotitoli quanto saremmo riusciti io mi metto anch'io dentro ad apprezzare alcune cose che abbiamo apprezzato ad una prima visione, secondo me. E tutti l'hanno visto praticamente la prima volta, quindi noi abbiamo pensato questa cosa qua. Sono d'accordo, è un altro tipo di visione, quella in lingua originale, soprattutto per questo film, e però, boh, cioè questo è, secondo me, almeno. No, vabbè, l'idea per renderla un pochettino più accettabile per i novizi, nel senso tanto di cappello, comunque non ci ho pensato effettivamente. Probabilmente rivisto in lingua originale, sì, la prima visione però non hai tutti i torti, può andare bene. Diciamo che magari rivisto in lingua originale, sapendo già la trama eccetera, darebbe anche un po' un effetto da turista che va nelle favela a vedere, che belle che sono questi animali che si ammazzano. Sarebbe stato forse un effetto fin troppo brutale magari. Infatti secondo me anche tanto dell'importanza che ha questo film è proprio... Sì, è una storia inventata, è molto, non molto, è romanticizzata, quello che volete, però è molto vera, cioè nel senso non tralascia niente, cioè ti fa vedere tutto e quando non te lo fa vedere, come dicevi te, è ancora peggio, quindi adesso uso una metafora calcistica che non so quanti capiranno, però non tira mai indietro il piede questo film, ecco. Come chi, Seba? Ti arriva, no, straight to your face, ti arriva dritto. E infatti quella cosa che avevi detto te prima non lo so, cioè non so se sono d'accordo, cioè non so se c'è questa grandissima ricerca dell'estetica, perché appunto è molto, come i suoi personaggi sono molto sgrammaticati, è molto sgrammaticato, è sgrammaticato, ovviamente è voluta questa cosa, però appunto è un montaggio assurdo, è girato in modo assurdo, è girato in modo molto figo, molto furbo secondo me, e ci sono tantissime... Adesso a me viene in mente, no, che avete nominato il Roscio, non so il nome. Lui no, quando fa la gara in bici con... come? Ciago. Che salutiamo. Come si dice call me by your name in portoghese? Vabbè, no, lui quando fa la gara in bici con l'altro tipo e c'è praticamente uno stacco di un secondo, tipo mezzo secondo, in cui lui frena mentre va avanti e lo fa vincere praticamente, da lì poi c'è tutta una cosa. E quindi, avrebbero potuto mostrarlo in veramente 50-60 modi diversi, però l'hanno mostrato così, quindi se magari hai starnutito in quel momento, ti sei perso il senso della scena e il senso di una dinamica vera che c'è, e quindi... Non lo so, è molto Mi chiami schietto, per il suo secondo nome. me. Schietto, è molto schietto. Possiamo un attimo Sì. risentire per chi... Mi chiami per il suo nome. Chiamami col tuo nome in portoghese. Momento cultural jamming. Per me questa serata Può finire. Che dicevo prima, cioè estetica non era inteso in ottica, diciamo, visuale, di immagine, però di immaginario. Perché alla fine la storia, come dicevo, un po' la scena del ballo, che è un cliché, però da intendere non in maniera dispregiativa o negativa. È comunque la sorta di stereotipo di lui che se ne va, seppur per motivi lodevoli in realtà, e c'è l'addio con tutti quanti, così come la scena della spiaggia, che potevano, magari in altre mani, in altre regie, diventare sdolcinati o fuori luogo, mentre qui danno valori in più, secondo me. Cioè per il modo comunque semplice, perché alla fine quello che accade non è spettacolarizzato, è quello, cioè... Però come viene reso a me è piaciuto molto. E il fatto che... Vuoi dire qualcosa, Carlo? Ah, ok. No, volevo in realtà aggiungermi una cosa che avevo detto Lari prima, cioè la scena del fratello all'inizio che fa la rapina o uccide, o entrambe, e c'è il fratello che ride al papà che lo mena. C'è, secondo me, lì... No, c'è stato comunque, la scena è lì. pazzo maledetto che non
c'è stato secondo me un aspetto che a me è piaciuto molto del film, che sottolineavi anche tu, ossia dell'ignoranza, diciamo, di chi compie queste azioni, di come sia più facile delinquere che seguire la strada dritta. E qualcuno diceva all'inizio di fare, tu forse mi pare Francesco, che fare il fotografo ci metti un sacco di fatica, un macello di tempo, mentre per fare il criminale in 5 minuti sei già bello e pronto. E il fratello più grande diceva al fratello piccolo: tu la pistola non la devi toccare, promettiamolo. E promettono, e diceva: io sono così, sono un bandito perché sono ignorante e non sono mai andato a scuola. Tu invece che hai le capacità, vai avanti e lascia perdere questo. Che, cioè, estrapolato così sembra l'ennesima retorica del film, no? Cioè, chi è ignorante fa queste cose, chi invece non lo fa va avanti, no? Però comunque lì è stata una pennellata così, come ha detto Seba, no? L'inquadratura sul freno che rallenta, che messa così dà senso a molte cose che succederanno dopo, e capirai dopo, perché anche la scena finale, parlavo con loro all'inizio, che riprende la scena, c'è una composizione quasi ad anello, che anzi senza quasi, che è bella. All'inizio non capisci la scena di loro che corrono per i galli, mentre alla fine... No, beh, sono d'accordo con te comunque, poi è una specie di film Frankenstein per come è stato girato, anche perché credo ci siano vari formati in gioco, non so, video, 35 mm, 16 mm, è un mischione di cose. Poi ha ragione lui nel dire che è furbo, nel senso che è consapevole di come raggiungere l'effetto complessivo, che è anche un effetto di sdrammatizzazione, in effetti, per cui alcune cose ti arrivano in un secondo momento perché non sono sottolineate in maniera drammatica, cioè non... Poi sì, il film è molto drammatico e le situazioni sono... cioè dove deve arrivare arriva, insomma, in maniera piuttosto chiara e spiccia. È un miscuglio, cioè io lo vedo un po'... c'è sotto... non c'è l'etica del film documentario in qualche modo, c'è una cosa più raffinata e più vicina, è uno strano mix tra un videoclip e un film verità, cioè una cosa a sé, per cui non lo so, ci sono delle cose che mi vengono in mente, come la scena in cui si sofferma sulla goccia d'acqua che cade sulla foglia. Quella è molto estetizzata, come non è una cosa che vedresti all'interno di un documentario, e quindi ci sono ambedue le sensazioni, quelle di un film molto estetizzante e quelle di un film invece che non cerca, che è molto spiccio rispetto al racconto, l'effetto è particolare, insomma, in qualche modo. No, vai. No, che effettivamente, vabbè, lì si sente lo stesso. Vabbè. Grazie. Ok. Che effettivamente io, da profano tipo di fotografia, di estetica di cinema, come invece poteste essere voi ragazzi, che so che siete bravi, studiati, ho trovato che mi sembrava quasi voluta il fatto che presentassero così tanti personaggi, con così tanti nomi, con parecchie scene sincopate, che dopo, vabbè, effettivamente c'è anche quella della spiaggia che è più tranquilla, ma che fosse quasi un senso, adesso qui lo dico, dopo ovviamente potete obiettarlo, che fosse quasi un modo per rendere i personaggi carne da cannone, ovvero che noi, un po' immedesimati da come erano i personaggi, i protagonisti del film, arrivavamo al punto di vedere cadaveri morti di personaggi che avevamo anche apprezzato, iniziato ad amare nel corso del film, ed essere completamente apatici alla cosa, proprio perché ce ne presentavano uno ogni 2 secondi, cioè di bambini morti qui ne morivano. La prima volta che vedi il bambino piangere perché gli sparano sul piede rimani colpito, ma già dopo il terzo e il quarto, almeno io personalmente, iniziavo a percepirlo come un'ulteriore casualità, nel senso era una cosa un po'... E quindi non so, voi dopo confermatemelo o meno, voi cinefili, se è una cosa voluta magari dai registi che hanno voluto come dire, atrofizzare i sensi dello spettatore al punto da non farsi affezionare a un personaggio, da renderli tutti così volubili potenzialmente, che entrano e escono nella stessa scena. Non so neanche cosa che volevo dire, in realtà mi sono dimenticato, però vabbè. Ecco, no, quello volevo chiedervi, se secondo voi la fotografia è solo per una questione estetica, o se hanno voluto dare anche un senso, un collegamento alla trama, diciamo, qualche senso visivo. Secondo voi? Secondo te? Tieni. Grazie. Regalo.
Ma su questo io devo dire che allora sicuramente il contesto, cioè riguardo a questa questione proprio, sicuramente secondo me, cioè il contesto in cui è ambientato il film, cioè inevitabilmente prima o poi ti atrofizza secondo me in qualche modo, cioè vedere una morte in questo film non è come vedere, che ne so, una morte in un film che ne ha una sola, diciamo così, in un film drammatico di altro tipo. Però anche secondo me, sono d'accordo con quello che dicevi tu Carlo, cioè diciamo che cioè, magari non c'è una ricerca di un'estetica proprio classica, pulita, formale dal punto di vista cinematografico, però alcune scene, cioè alcuni punti sono volutamente, secondo me, caricati, diciamo, appunto, estetizzati, come dicevamo prima. Vabbè, la scena della foglia, ma anche in generale i momenti che citavamo prima, cioè la scena che appunto poi è la locandina del film, di loro due che sono di spalle e lei gli dà appunto un bacio, è una scena, diciamo, classicamente cinematografica, molto iconica e in questo, appunto, cioè una scena da film e non una scena da documentario, direi. Però, ecco, diciamo che la mia osservazione su questa questione di se il film sia un documentario, un film, diciamo, un film drammatico, è che effettivamente c'è questa compresenza di elementi, cioè se vogliamo, già il fatto di ambientarlo in un contesto del genere rende in qualche modo il film, almeno in parte, una sorta di documentario, no? Perché noi ci stiamo immergendo, diciamo così, in un contesto che non conosciamo, che non è neanche, diciamo così, ha meno familiarità con noi, che ne so, della New York di Woody Allen, per dire, cioè non è un contesto borghese, è un contesto povero, un contesto violento, che per quanto, diciamo, possa essere pericoloso a Rossano-Veneto, non credo nessuno di noi abbia realmente, diciamo, in comune, quindi questo direi che c'è, e poi però ci sono anche, secondo me, oltre appunto a questo elemento che è quello più appunto di film verità, c'è anche un linguaggio appunto, direi insomma sostanzialmente, come dire, sì, drammatico, un linguaggio che effettivamente individua molto bene alcune scene in cui caricare, diciamo così, le atmosfere, i momenti cruciali del film, e lo fa, diciamo, in modo, secondo me, appunto molto, sì, da film e non da documentario, che sono appunto la spiaggia, il ballo, certe morti, la morte di Benet, certe scene della guerra, insomma, quindi in questo, ecco, io ci vedrei un buon equilibrio, ecco, fra questi due componenti. Torna Strap con una birra, credo. Pagata. Pagata. Tornando alla questione di fotografia, comunque era quello che avevi detto, cioè so che ci sono alcuni registi che magari nei loro film mettono tanti personaggi apposta, c'è sempre un super cast, magari anche con brevi parti per metterli dentro e per far vedere insomma che sono capaci ad orchestrare tanta gente. Però effettivamente, come diceva Seba, cioè qui è un film dove ci sono tante morti, alla fine è vero che il peso di una morte cambia a cioè in base al numero che c'è in quel film. Qui ce ne sono così tante che effettivamente hai ragione quando dici che ti atrofi, cioè ormai ti abitui, cioè non ci fai più tanto caso. Cioè pensavo un altro film dove che abbiamo visto. Vabbè. Magari era quella l'intenzione, perché come effettivamente i protagonisti sono abituati a vedere la morte, magari anche noi, continuando a vedere il film e continuando a vedere le morti, ci abituiamo. Sì. È tipo... Per esempio, ci sono tanti altri film, non nel senso, cioè, se dovete filmarlo in posta, no, però effettivamente, cioè, come tanti film, potete vedere qualsiasi film d'azione sulla guerra, eccetera, in cui muoiono un sacco di comparse, quindi la morte è proprio onnisciente, presente, scusate. Qui invece c'è proprio chi forza per il tragitto per cui tu diventi atrofizzato, perché è ovvio che adesso vedere morti in televisione, al film, non ce ne frega più un cazzo, nel senso che è una cosa abbastanza ovvia quella. Però sembra quasi resettare la cosa all'inizio del film per poi riportarti in maniera naturale, per assurdo, perché non dovrebbe essere naturale di principio, ma lo è per questi tipi di ambiente, quindi hanno fatto anche lo step in più, diciamo, che è secondo me molto apprezzabile, molto fico. Comunque la risposta alla domanda che avevi fatto prima, secondo me, è sì. Secondo me. Grazie, lo so. È stato molto... allora, è stato spiegato prima all'inizio del... No, prego. Un po' cosa significa? Perché il film iniziava alle 9, scusa. Arianna sta dormendo di là, quindi non sappiamo precisamente. Sì, l'ha detto prima in realtà. Posso
Momento fun fact, Anche io ne ho uno. Così, vai, scusa. però unito a Gen Z consiglia. Siamo in chiusura, attenzione. Ok. Non necessariamente, però mi è venuto in mente adesso e ho paura di perdermelo nell'etere. Se vi è piaciuto questo film, allora amerete per me, perché ci ho visto delle similitudini, Amores Perros, che abbiamo già proiettato. Sei ricorsivo come struttura. Esatto. E Belli di Hype Williams. Allora, Hype Williams non è un vero e proprio regista cinematografico, ma è un regista di videoclip musicali. Ha girato praticamente alcuni tra i più grandi video rap della storia, tra i quali ne cito uno proprio a caso, California Love di Tupac e Dr. Dre. E diciamo che il film in questione, cioè Belli, mi ricorda molto la scalata al potere, la guerra, il massacro per un futuro che apparentemente non esiste, perché alla fine finiscono tutti ammazzati per la strada, cioè poco da fare. E esteticamente è molto simile, solo che però al posto del Brasile in parte c'è la Giamaica. E i ghetti newyorkesi, credo fosse New York, non mi ricordo. Vabbè, quando vedrete il film, insomma, mi smentirete. E niente, momento fun fact chiuso. Volevo citare almeno una volta Hype Williams all'interno del Cineforum Gen Z, solo perché secondo me È successo. è documentato. È reale. Ciao mamma, ce l'ho fatta. Cazzo, che errori hai fatto quella volta, mamma. Ecco, niente, possiamo proseguire, pausa chiusa, però. Non so se abbiamo altri interventi. Ve lo chiediamo? Hai detto che avevi dei consigli. No, non era. No, per prima. Giustamente, qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima di passare alle battute d'arresto, qualche riflessione, qualche osservazione, qualche critica anche che accettiamo sempre di buon cuore le critiche. Ok, allora, è un consiglio paraculo, ve ne accorgerete tra 40 secondi il perché, però avevi lanciato un grande assist all'inizio del dibattito e io volevo agganciarmi a questo perché quando ho cercato, come dicevo, prima volta che ho visto questo film, quindi molto loquace, perché a me ha coinvolto tantissimo, mi è piaciuto tanto. Quando ho cercato delle info, delle curiosità sul film, che non avevo ancora visto, Wikipedia è stata la fonte principale, ho visto che questo film in Brasile, a parte che è in molte liste di migliori film della storia, però vabbè, le liste lasciamole a chi fa le liste, veniva paragonato per portata, per importanza, a Il Padrino brasiliano. Cioè, Il Padrino. No, io riporto le parole di Empire. Allora, adesso mi cogli l'Ekin, questo non lo so sinceramente. Comunque so che sicuramente è un fiore all'occhiello, penso, per il Brasile. Vabbè, carta canta, questo non. Taglieremo. Quindi. Il regista ha fatto carriera negli Stati Uniti. Questo? Fernando Meirelles. Ma io dicevo prima a Seba, io non li ho mai sentiti. Cioè, non. Ha fatto un sacco di film lui, in realtà. Ma. Famosi adesso. Ma film seri? Cioè che hanno fatto successo poi? Nanni Moretti. No. No, sì, non lo so perché io ho visto qualcos'altro di suo di cui non ricordo il titolo, ma mi sembra ci fosse tipo di Capri o qualcosa del genere. Io so solo quello, ma non l'ho neanche visto tra l'altro. Me lo stavo cercando prima e so che l'ultimo che ha fatto in teoria è I Due Papi, quello con Hopkins. Con Hopkins. Sì, con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Esatto. Quindi il sunto è. Non ho un film da consigliarvi neanche questa volta. Il Padrino magari è troppo facile, però è un bellissimo film. Passo la parola a Seba. Allora, consiglio venerdì settimanale, tipo? No, volevo fare, vabbè. Consiglio. Allora, ho due consigli, Che compensa, perché, giustamente. Allora, uno sicuramente, secondo me, è Quei bravi ragazzi, perché un po' rappresenta l'epopea della gangster movie,
film, vabbè, che in realtà non ci serve niente da dire perché è un po' di dominio pubblico, e anche per, no, il narratore, ecco, questa cosa qua sì, sicuramente. E quindi Quei bravi ragazzi sicuramente è, secondo me, l'alter ego di questo film. Se vogliamo, lo vogliamo in chiave più pop. E però, altro consiglio, che questa è una chicca veramente, secondo me, che però è una serie TV, quindi una grande produzione con tantissimi personaggi, che tratta tematiche di criminalità, ambienti difficili e poi, vabbè, lo dico tanto, vabbè, e poi un po' tutta questa circolarità delle cose, del fatto che in certi contesti puoi fare quello che vuoi, però le cose rimangono sempre uguali, ed è una cosa molto triste, però è un po' il senso di tutto questo. Vabbè, cioè la serie è The Wire di David Simon, che è veramente, veramente, veramente bella. La straconsiglio, è una delle serie, sicuramente una delle più belle che io abbia mai visto, e non sbagliate a guardarla, sicuramente. Molto, molto bella. Basta, non ho altri consigli. Strapne uno. Non è un consiglio, ho semplicemente controllato. Belly è ambientato a New York e i 2 attori principali sono Nas e DMX. E Method Man. Mi ritiro. Carlo. Ce l'ha già. Ma sì, allora Los Olvidados di Buñuel, che è un film cioè vecchio film, però a proposito di adolescenza degradata, ecco, quello è un film classico, che secondo me può essere visto e comparato in qualche modo a questo, anche se l'elemento criminale non c'è. Poi, per questo mix tra, non so, contesto infantile, adolescenziale e perciò portato all'estremo da un punto di vista di esperienze di vario tipo, mi verrebbe da dire Kids di Larry Clark. Con la sceneggiatura di... non mi ricordo. Esatto. Di Corin. Harmony Corinne. Sì, e anche adesso che lo citate, Spring Breakers, che potrebbe essere la versione pop della stessa cosa, con Harmony Corinne, che riusciremo un giorno a portare a Gen Z. Ma secondo me sì. Esatto. Mulino di ferro e patto d'acciaio. In realtà, altra domanda rivolta allo staff, soprattutto a Carlo. Dica. Riusciremo prima o poi a portare Buñuel all'interno di queste sale? Nel surrealismo tutto è possibile, per cui riusciremo, secondo me ci riusciremo. Adesso con ci un giriamo certo verso il impegno. pubblico e ammicchiamo. E con questo finale, grazie, ci vediamo venerdì prossimo, stateci bene. Aspetta, rifai l'annuncio per la clip. Io? Sì. Qual è l'annuncio per la clip? Quello che hai fatto adesso. Grazie, ciao. Cioè, fai una Oh conclusione mamma, seria. mi sono dimenticato. Vabbè. Grazie a tutti per essere stati con noi, iscrivetevi al nostro canale, venite ogni venerdì. Grazie.